Prorogato il commissariamento per altri 6 mesi. E quello lì è un guaio, almeno da quello che sento, io non me ne occupo troppo. E per il resto ci vorrebbe un po' più di educazione, però i servizi ci sono. Ma manca diciamo l'educazione, mettono i sacchetti lì. Com'è? Non è bella. È anche un po' abbandonata come cittadina. Da fuori che immagine si ha di Lavagna? Guardi, io Lavagna la conosco da quando avevo 9 anni. È sempre andata un po' male, sempre di più. È un po' abbandonata. Poi adesso così non si sa. Lei crede che comunque la proroga di altri 6 mesi del commissariamento potrebbe essere un problema? Sì, sì, perché non si risolve tra l'altro, sono anni. Basta andare d'accordo con tutti, non parlare di niente, è così per me. Io vado d'accordo con tutti. Al di là del commissariamento che continuerà altri 6 mesi, secondo lei la città comunque è abbastanza curata, cioè ci sta dietro l'amministrazione? Ma direi di sì, tutto sommato sì. Non trovo grosse pecche. Anche a livello comunque di eventi, diciamo di accoglienza? Di eventi, ecco, in questi anni ho visto sì, in effetti è molto meno viva da questo punto di vista. Mi ricordo anni passati con più iniziative. Hanno prorogato di 6 mesi il commissariamento per Lavagna, quali scenari si prospettano per voi commercianti? Beh, penso che non cambierà molto da quello che abbiamo già, come dire, condiviso insieme ai commissari e all'apparato comunale in questi 2 anni. E come dire, evidentemente è stato giudicato da chi ha più competenza di noi, perché penso sia il Ministero degli Interni che ha dato questa disposizione, la necessità di portare avanti un po' questa situazione, sperando che il Comune di Lavagna risorga dalle ceneri.